Innanzitutto grazie, venire dagli artigiani per me è sempre un soffio d'aria fresca e di riconoscimento, di specchiamento in quei valori che gli amici sono qui e l'amico Miotta hanno ricordato prima. E su questa questione, dunque, innanzitutto per garantire la crescita e un buon sviluppo economico, come è scritto in quel fantastico passo della Caritas in Veritate dedicato all'economia, no? Che è una vera rivoluzione dal punto di vista della concezione degli assetti di proprietà, dal punto di vista del rapporto tra etica e impresa. Amico mio, c'è bisogno di tutti, c'è bisogno di grandi imprese, c'è bisogno di grandi multinazionali e c'è bisogno di piccole imprese, c'è bisogno di medie imprese e c'è bisogno di impresa artigiana. Naturalmente la fase storica in cui stiamo attraversando è che soprattutto nell'Occidente sviluppato, quello più antico, dove è nata l'industrializzazione, la grande impresa è in una crisi profonda. E secondo me prima che in una crisi economica è in una crisi di leadership, di direzione, di cultura. Quindi il too big to fail è una barzelletta che ci lasciamo alle spalle? Adesso un discorso, dato che too big to fail, se mi permetti, è nato rispetto alle banche. Le banche sono diventate imprese sostanzialmente solo dopo la crisi del 29, solo da una ventina d'anni sono diventate delle imprese cattive, no? Perché sono diventate imprese che hanno fatto la loro marginalità, a parte le banche cooperative, le banche popolari, che sono rimaste banche che fanno marginalità erogando credito alle famiglie e alle imprese, le altre hanno inventato questo modello diabolico faustiano fondato sull'aumento della leva finanziaria e del rischio senza fine, no? Quindi, come dicevamo prima con l'amico Vento, che mi ha detto una cosa molto bella e gliela rubo subito, hanno trasferito il rischio da loro, quindi sono imprese senza rischio perché l'hanno scaricate su piccoli e gli artigiani, quindi veramente sembra di leggere il dottor Fausto, diciamo, di Goethe, no? Quindi sono veramente... No, invece il problema vero che sta sconvolgendo anche gli economisti, che però gli economisti per la loro formazione neoclassica, cioè per cui il mercato è sempre in equilibrio, le imprese sono fatte sui ruoli, la persona è un discorso che non c'entra con l'impresa, perché parlano di persone solo i preti, no? Poi filosofi, e chiaramente l'emergere della piccola impresa, dell'impresa artigiana come protagonista li ha sconvolti. Perché vede, quello che hanno detto gli amici prima, su cui io sono convintissimo, perché l'impresa artigiana, piccola impresa, la microimpresa non può non essere anche un soggetto, un attore sociale? Ma perché è fondata sulla persona e sulla famiglia. Voglio dire, questi alcuni economisti ortodossi, io sono un seguace di un grande economista menscevico che Stalin ammazzò, che si chiamava Ceiano, che studiava la piccola impresa e diceva che cos'è la piccola impresa? La piccola impresa è il prolungamento della famiglia. Se guardiamo le grandi statistiche mondiali, e lui studiava le imprese russe negli anni 10, 20, soprattutto quelle agricole, vedeva che crescevano mentre cresceva la famiglia, quando la famiglia non aveva più braccia si rattrappiva, no? È la nostra storia, è la nostra storia. Naturalmente questo è stato vissuto per un lungo periodo come un difetto, scarsa capitalizzazione, scarso investimento. Devo dire una cosa poi, però perché è stato vissuto come un difetto? Innanzitutto perché noi vediamo queste imprese attraverso gli aggregati statistici. La separazione dell'economia dalle scienze sociali ha effetti devastanti. Tu non puoi studiare la piccola impresa solo guardando le statistiche, perché le statistiche cosa ti dicono? Ti dicono quello che è dichiarato, non quello che è tacito. Allora, se fossero vere le statistiche che dicono che la piccola e media impresa non fa nessuna innovazione, ma certamente non fa nessuna innovazione nelle statistiche, perché per innovazione bisogna brevettare. E Vignali è un esperto adesso e ci spiegherà che cosa vuol dire fare un brevetto, come costi, come burocrazia. È chiaro che non viene fuori. Anche le statistiche sul valore aggiunto. C'è un'inversione di tendenza sulla logica dell'economia che ritorna a essere un po' filosofia? In Italia no. Guarda, l'inversione di tendenza avviene negli Stati Uniti, perché in quel paese c'è di tutto. C'è stata la grande crisi, ma c'è la più grande rete di credit union, c'è la più grande rete di banche cooperative, il 30% dell'energia elettrica, cosa che bocconiani non sanno perché non sanno studiare, viene erogato da cooperative di farmer.
dirò come negli Stati Uniti, pensano che ci siano solo multinazionali. Il pensiero scientifico, economico, sociologico nordamericano sta riscoprendo la piccola impresa. Ci sono usciti dei libri molto belli di elogio del lavoro manuale, alcuni sono anche stati tradotti in italiano, ma non gliene è fregato niente a nessuno. Perché? Perché in Italia c'è un fondamentalismo neoclassico, cioè il mercato è sempre in equilibrio, l'impresa è solo la grande impresa, i piccoli cosa sono? Un'impresa impura. In che senso? Spieghi. È una cosa che già diceva un grande economista italiano che gli attuali non leggono, perché quello che mi sconcerta degli economisti che sono solo matematica. Maffeo Pantaleoni aveva scritto che le imprese cooperative, le imprese piccole sono imprese, come diceva, sono come delle farfalle nel bozzolo che non hanno ancora avuto le ali. E invece oggi si scopre che queste farfalle del bozzolo che non hanno ancora avuto le ali sono presenti in tutto il mondo, dall'India all'Africa, al capitalismo più avanzato. Quindi non sono un fenomeno di arretratezza, sono un fenomeno che continua con lo sviluppo. E io dico teoricamente, ma questo farò capire a qualcuno è molto difficile, rispondono all'imperfezione dei mercati. Perché? Perché ci mettono l'autosfruttamento, il sacrificio, l'imprenditore che non fa le ferie, è una roba non prevista, perché l'imprenditore cosa fa? Estrae solo plusvalore. E tu ti rendi conto che invece vai un imprenditore che è padrone, operaio, collega, l'economista educato non da Federico Caffè ma dall'economia matematizzata, non capisce più niente, dice ma cos'è questa roba qui? Allora è un'impresa impura, è un'impresa che va eliminata. Il furore ideologico della Banca d'Italia contro le banche cooperative, da dove nasce? E loro concepiscono che le banche devono essere tutte SPA, non c'è una base teorica. Se gli vai a dire ma guarda che negli Stati Uniti il governo finanzia le small bank, le piccole banche, o lo Small Business Act, la legge di finanziamento delle piccole imprese, l'ha fatto allora in Italia no, siamo ancora molto indietro, anche perché la scienza economica è molto, cioè voglio dire, noi abbiamo dimenticato i grandi maestri, Ciro Sabini, il mio maestro Franco Momigliano, Caffè, sono tutti degli scomparsi. Il provincialismo dell'italiano, soprattutto dell'italiano delle città, è spaventoso. Basta vedere che oggi tutti parlano l'inglese ma nessuno sa più né il francese né il tedesco, che sono le lingue della cultura. E anche l'inglese, dopo Shakespeare, è la lingua della pratica. Quindi c'è da cambiare molto. E poi c'è questa mania che tutto si sa non più attraverso l'esperienza ma attraverso l'università. In primo luogo, per riuscire a capire cosa bisogna uscire dalla crisi, bisogna uscire completamente dalla subalternità ai vecchi paradigmi, se posso permettermi, di cui voi siete ancora un po' sul culo. Vi faccio un esempio. Per 20 anni ci hanno rotto le scatole dicendo che l'impresa era al centro della società, giusto? Sì. Era la grande impresa. Tutto doveva diventare impresa. Lo Stato doveva essere un'impresa, l'ospedale doveva essere un'impresa. Cioè, veramente ci hanno distrutto. Io nel 1981 fondai con 4 ragazzacci la Fondazione per lo studio della storia d'impresa. Ah, benissimo, volevano che studiassimo la storia d'impresa solo con i bilanci, cioè noi volevamo studiare tutta l'impresa. Studiare gli operai, volevano studiare la cultura dell'imprenditore, le famiglie degli imprenditori, studio globale, sociale dell'impresa. Allora, stiamo attenti, quella glorificazione dell'impresa tout court, da cui è stato espunto ogni valore umano, infatti risorse umane, i dipendenti si chiamavano commodities, commodities. I capi del personale che ci sono ancora oggi chiamano i dipendenti il mio cliente interno, tutte cazzate di questo tipo. Sì, comunque già è una cosa. Allora, da questa cosa è venuto fuori? Un deserto culturale. Intellettualmente non siamo cresciuti fuori di niente. Allora, io quello che vorrei proprio con molta umiltà dirvi, stiamo attenti adesso a non cadere in un errore di questo tipo.
perché bisogna prendersi sul serio fino in fondo. Quando diciamo, d'accordissimo con Nardini, il modello, la piccola impresa artigiana è un modello di che cosa? In primo luogo di relazione umana e sociale, che mette al centro quello che il mio vecchio carissimo amico professor Coda, quando la Bocconi era un po' roba seria, mandava via i ragazzi alla Bocconi, se alla domanda qual è il fine dell'impresa, i ragazzi rispondevano è il profitto, lui diceva torni un'altra volta, perché lei non ha capito niente. Il fine dell'impresa, come diceva Zappa, grande maestro della ragioneria italiana, è fare in modo migliore prodotti e servizi per aumentare la qualità della vita della persona, avendo come regolatore il profitto. Guardate che questa è una rivoluzione copernicana, perché il profitto c'è un termine teologico, non mi viene, è consustanziale all'impresa, non è il fine dell'impresa. Se l'impresa non fa profitto non è impresa. No? La vecchia polemica tra Calvino e Lutero e Zwingli sulla consustanzialità della presenza del corpo di Cristo nell'Eucaristia, uno può dire, uno diceva che non era consustanziale. Il profitto è consustanziale, ma non è la finalità. Allora, la finalità, e questo è il modello della piccola impresa, la finalità è creare un mondo dove la relazione sociale, la prossimità con l'altro, quindi il lavoro come oggettivazione dell'essere umano, è il valore profondo. Questo lo dico perché stiamo attenti a non andare a dire a tutti i giovani che tutti devono fare il piccolo imprenditore, perché se volete essere un modello ci devono essere i giovani che fanno gli insegnanti, che fanno i medici, i postini, e tante cose che non sono impresa ma sono organizzazione. Però cosa diamo noi? A tutti questi gli diciamo guarda che la relazione personale è la prima cultura che tu devi trasmettere, il rispetto per l'altro, la prossimità. In questo è diventato un modello. Ecco, non so se riesco a farmi capire, cioè è quello che un comunista non coglione come Antonio Gramsci chiamava egemonia culturale. Egemonia, che poi l'aveva preso da un pensatore che comunista non era, ma era cattolico socialista, che era Charles Péguy. Péguy parlava di egemonia, ecco. Péguy, il Marionès, parlava di questa cosa. Lo diceva in una frase che io cito sempre: la speranza è una virtù bambina, bisogna sempre avere la speranza, perché è bambina, la prendo in mano e cresco con essa. Questo deve dare il messaggio per tutto. Quindi questa questione di che come si esce innanzitutto avendo un'idea di un'economia polifonica, cioè non si può, e soprattutto uscendo da questa retorica dell'economia civile, che non vuol dire nulla, perché io non posso dire che l'abate Genovesi, che è uno dei capi internazionali della massoneria e che corrispondeva con Montesquieu, è uno dei fondatori dell'economia civile, perché questi signori non hanno mai letto la storia dell'illuminismo. Cioè, quindi devo dire, bisogna anche uscire da una situazione di ignoranza. Prima di parlare dell'abate Genovesi bisogna sciacquarsi i panni in Venturi, che ha scritto una roba di 7 volumi, ecco, dove descrive Genovesi per niente uno dei fondatori dell'economia civile cattolica. Genovesi era uno dei capi della massoneria illuministica. Quindi bisognerebbe uscire anche da questa sottocultura in cui soprattutto certe aree della Chiesa sono immerse, e poi capisci perché quando vai a sentire le prediche di certi preti ti cascano le braccia, e la domenica o il sabato dici cosa vengo a sentire, perché questi non sanno nulla, perché leggono queste stronzate. Ecco, ma allora in primo luogo bisogna studiare anche gli artigiani. Posso permettere? No, ma guardi che all'interno della Chiesa sono anche consapevoli, e qualche omelia... Ci sono i consapevoli e gli inconsapevoli, perché lo Spirito Santo viaggia, c'è spesso a volte si posa, casiamo su di me, ahimè non si può posare, però sono grosso,
Ci vuole tanto Spirito Santo. No, cosa voglio dirti? Voglio dirti che l'alternativa c'è, è nei fatti. Cioè, il fatto che questa gente che tutte le mattine tira su la Clerc resista, accidenti. E che, io dicevo a loro, sono stato 2 anni fa, un anno fa, sono venuto qui da questi giovani, questi che hanno fatto quel progetto Porsche, eccetera. E la prova che, anche qui vorrei dire una cosa sull'educazione, il fatto di essere dei bravi studenti di istituti professionali, io ho fatto le scuole serali da ragazzi, io ho 48 anni di contributi. Quindi cosa facevo? Facevo il tipografo come mio padre. Mio padre è stato licenziato per la presaglia sindacale. Quindi era un artigiano sostanzialmente? No, mio padre era un operaio dipendente cattolico comunista. Con un felice banco, no, ma non ridete perché sono cose molto serie. No. Quando è arrivata c'erano i comunisti cristiani dell'Italia, una tradizione molto nobile, Felice Barbo, se lo leggeste non mi farebbe male. Quando Pio XII fa la scomunica, mio padre lascia il partito e torna nella Chiesa. Gli è costato un grande sacrificio, perché in primo luogo per lui c'era la Chiesa Cattolica. Quindi questo è un pezzo della storia d'Italia che non conosce nessuno e che spiega perché anche il mondo cattolico fa tante cazzate, come Todi, tutte queste stronzate, e insegue di nuovo l'unità politica dei cattolici. Noi non ce l'avamo. Bene o male, perché sennò io sono un vecchio iscritto a Luci, sennò mi sarei mi sarei veramente arrabbiato, perché è ora di finire la comunità politica dei cattolici, ti ho portato solo disastri. Peraltro, per la cronaca, giusto per capire, il presidente dell'Agli ha detto sì, non prenderemo neanche un voto, questo è giusto per sapere. Però va lì a fare il fessotto. Volevo dire questo, guardate che nell'educazione bisogna rimettere insieme il senso e la funzione. Allora, se uno fa l'istituto tecnico, non per questo non deve avere un amore per le scienze umanistiche. Perché a me piace il mondo artigiano? Perché sono stato colpito profondamente quando sono andato a Treviso, sono andato a Asolo, altre volte. Perché questi sono ragazzi che lavorano nella formazione tecnica ma amano l'arte, ma anche l'arte moderna, contemporanea. Questo è il messaggio che dovete dare, di un mondo non frantumato, perché la persona non è frantumata. Allora, secondo me ci può uscire, ci siamo già usciti in pratica, perché queste imprese che resistono in funzione anticiclica, come ci ha raccontato Raffaello, esistono, perché questa crisi è diversa da tutte le altre del mondo, diversa da tutte. Quello che non capisce l'economia normale, perché prima era come un ferro da stiro che si abbattesse sul lino e schiacciava tutto, adesso come si abbatte una grattugia, perché la società è più complessificata, ci sono dei cluster tecnologici, non può arretrare tutto. È per questo che la piccola impresa è resiliente, resiste. Questo è per esempio perché ha la forza di matrice della persona, che è più forte del management, perché il management è motivato ormai solo dai soldi, loro no. Loro, ahimè, spesso sono motivati dalla sopravvivenza. Ma sai che forza creatrice dà uno che è motivato dalla sopravvivenza? Su questo mi sa che ci ritorniamo perché volevo fare una guarda che è una roba sulla Fornero. Cosa mi avevi chiesto la seconda? No, guarda, non mi fa parlare Fornero. No, lui rappresenta il mondo politico. Lontana da me, cosa mi avevi detto l'ultima cosa? Sul PIL? No, quello che li sono strozzati, guarda, lì sono... E certo che bisogna inventarsi qualcosa, l'indice di felicità, tutte queste robe, ma non siamo in Bhutan, capito? Queste mi ricordano le signore di Milano che vanno in bici, capito? Quando io vedo una a Milano che va in bici con i tacchi a 16, capisco perché Pisapia non è il sindaco dato per Milano. E chi va in bici che non ha un cazzo da fare. Perché io mi vedo l'artigiano che arriva da Bergamo con le robe e va in bici, ma come fa? Cioè dico, ma dove vivete voi? Ho preso Manà una volta che ho detto, ma dove vivi? Ma hai mai lavorato in vita tua? Allora, è un po' come la stessa cosa di superare il PIL. Ecco, prima di cambiare l'indice del PIL, cerchiamo di farlo. Ecco, perché queste cose vanno bene per i ricchi signori che vivono nelle terrazze romane, nelle signore sci che sono andate in Kashmir, cara, ma sai, è tutto l'economia della felicità, ma fammi piacere.
Però devo dire una cosa, questo paese ancora, se riusciamo a sfuggire alla morsa dell'inverno di Monti, abbiamo ancora da giocarci una decina d'anni. L'inverno di Monti è questo o quello dopo? È quello che è arrivato e si sta trasformando nel fango di Monti, perché dopo l'inverno le nevi si sciolgono, noi siamo nel pantano di Monti adesso. Dobbiamo sperare in una primavera. La primavera è la crescita, vuol dire, perché dico che bisogna rimanere? Perché secondo me voi, anche da un punto di vista scientifico, purtroppo una delle cose che bisognerebbe fare di più, la responsabilità è nostra, è creare più dei contatti tra il mondo della cultura un po' eterodossa e le associazioni imprenditoriali. Per esempio è uscito questo libro straordinario, di cui in Italia non ha parlato nessuno, il mio vecchio amico, che non a caso non è un professore universitario, era stato per 30 anni il capo della pagina dell'industria del Financial Times. Quindi un uomo che è un libro noioso, che si chiama The New Industrial Revolution, di Peter Marsh. L'ha pubblicato Yale University Press, quindi una delle case editrici meno mercantili, non Harvard, non Princeton, cioè li basta pagare in America. Yale è l'università che per 3 volte le spinse agli esami il figlio di Kennedy, cosa che non capiterebbe mai alla o alla Luis, e dove non si facevano testi, ma si facevano colloqui. 3 volte è stato respinto. Questo libro è un libro straordinario perché sembra di leggere una storia di piccole imprese, e c'è la storia di come le grandi imprese di successo o le medie imprese di successo, dal 3D, no? Dal 3 digitale di cui parlavamo prima, alla centralità della persona, dice non chiamate più i volti dipendenti, chiamateli persone, people, this is my people, eccetera. Ti fa la storia delle imprese di successo mondiali, non ce n'è una italiana, secondo me. Perché? Perché noi parliamo male delle nostre piccole imprese, perché noi non ci accorgiamo neanche, ma però se tu lo leggi dici accidenti. Sembra che io, quando vado agli incontri al Confartigianato, io quello che chiamo di più è raccogliere, infatti dico sempre agli artigiani, dobbiamo fare una prosopografia dell'artigiano italiano. Cioè cosa vuol dire? Un insieme di raccolta di storie di vita. Sarebbe un libro che avrebbe un grande successo. Raccontiamo la storia di vita. Facciamo un libro dove mettiamo, io l'ho fatto per gli operai all'Olivetti, l'ho fatto per i manager. Ecco, quindi vuol dire che voi siete secondo me, e lo dico senza piaggeria, siete nel ciclo giusto della rivoluzione industriale che arriva. Dovete resistere e naturalmente dovete premere perché il governo e l'industria e l'Europa vi aiuti, mentre adesso vi ammazza. Vignali a questo punto però trovate tutti, per esempio Passera è un po' più sensibile ad esempio, è un po' più sensibile, fate gli errori, dicevo con loro, finanziamento delle start-up, dice finanziamo solo le imprese che hanno dei dottorati, ma che cazzo state a dire? E chi non ha il dottorato? Ma se la maggioranza non ha neanche fatto gli studi superiori, artigiani, allora chiama Passa e dice guarda che facciamo, ma me l'ha detto il CNR, appunto per questo che non devi fare. cioè, dovete essere più ficcanti lobbisticamente, dovete anche fare questo ragazzi, e poi secondo me però tenete duro almeno ancora un po', perché forse se svolta, perché adesso dovrà svoltare. Anche i giapponesi hanno cominciato a fare quello che fa, e dici ma cosa cazzo mi pare? No, guardate che comincia l'Europa, la signora Merkel comincia a essere presa in mezzo, perché il governatore della banca centrale giapponese sta facendo come Ben Bernanke. E Draghi, che è un loro esponente, devo dire, appena è arrivato lì, i 2 tedeschi si sono dimessi. Ecco, allora gli stanno facendo pressioni. Se si svolta, se questi fanatici del debito pubblico e del pericolo dell'inflazione, che non esiste, se no avremmo dovuto avere l'inflazione a 1000 con le masse di liquidità, se ce la facciamo c'è speranza. Certo bisogna tenere duro e non avere più il Paolillo, sottosegretario, un paese che ha Grilli come Paolillo, il sottosegretario, su un presentatore sempre in TV. Un paese che ha Grilli come ministro non ha speranza.
perché lui vede solo i conti, cioè è come quelli che vedono l'impresa solo la grande impresa. Allora bisogna dare una battaglia politica, però c'è state in Italia, abbiate fede, credeteci, dite ai giovani che devono stare qui. È sbagliato dire ai ragazzi andate via, perché sennò vuol dire arrenderci.